Violenta lite in un appartamento a Cornuda, all'arrivo le forze dell'ordine trovano un ragazzo nudo cosparso di benzina e un 63enne con un profondo taglio alla testa, la madre del giovane colta da malore di fronte alla scena. Cresce il numero dei contagiati dalle 2 persone kosovare positive al Covid. La donna era tornata in Italia su un pulmino assieme ad una quindicina di badanti. Il direttore generale Benazzi: fate il tampone. Questa mattina a Venezia, per le prove generali del Mose, il premier Conte ha rivolto un vero e proprio ultimatum alla società Autostrade del gruppo Benetton, proposta vantaggiosa o revoca. Mascherine vendute a caro prezzo con un rincaro del 100%, immediati controlli della polizia locale, ditta segnalata. Giornata nera sul fronte furti a Mogliano, ladri in azione dal mattino alla sera, i proprietari erano in casa, torna la paura. Allarme e sicurezza, il sindaco di Montebelluna dopo aver tolto le panchine annuncia l'arrivo di nuove telecamere in città, intanto tra i cittadini si accende il dibattito. Il volo notturno dell'elicottero del Sume continua a restare un miraggio, il TAR stop il servizio, non ce la possiamo permettere, tuona il consigliere Fabio Bristot. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi i titoli, l'avete sentito, la cronaca quindi in primo piano per quello che si profila come un vero e proprio giallo a Cornuda, paese già conosciuto per il delitto di Sofia. Questa mattina i pompieri e i carabinieri hanno soccorso un giovane ed un 63enne all'interno di un appartamento saturo di vapori di benzina. I 2 uomini erano completamente nudi. Sentiamo. Un forte odore che arriva da questo appartamento, un SMS di aiuto, pompieri e carabinieri che stanno per forzare la serratura, dall'interno un giovane completamente nudo e cosparso di liquido infiammabile che apre la porta, mentre sempre all'interno il corpo di un uomo senza vestiti è riverso a terra con una profonda ferita alla testa e in una pozza di sangue. Sono questi i contorni di una storia tutta da decifrare, il cui epilogo è avvenuto questa mattina a Cornuda. Protagonisti un 20enne di Quero e un 63enne che da qualche anno vive in questo appartamento che ha acquistato in via Manzoni dopo essere stato per molti anni in Bulgaria. Con qualche problema di salute, con le limitazioni da contagio negli ultimi mesi, si fa aiutare da una famiglia di Quero e in particolare da uno dei 2 figli, un 20enne che lo aiuta per la spesa ma anche per i piccoli indispensabili spostamenti. Un rapporto di fiducia al punto che il giovane pare si sia fermato più volte anche la notte in questo appartamento, compreso mercoledì scorso, quando il ragazzo invece comunica ai genitori di essere al mare per alcuni giorni. Questa mattina verso le 10:30 l'SMS alla mamma con la richiesta di aiuto perché il 63enne l'avrebbe legato e cosparso di benzina con lo scopo di dargli fuoco. I genitori si precipitano a Cornuda in tempo per sentire un forte odore di liquido infiammabile in tutta la zona e vedere i carabinieri e pompieri che entrano nella palazzina fatta sgomberare da tutti i residenti, a parte le 2 persone del secondo piano da dove arriva l'odore. Vigili del fuoco pronti a sfondare la porta che invece viene aperta dal giovane senza vestiti e in stato confusionale che viene subito soccorso e ricoverato a Montebelluna. Una volta dentro i carabinieri scoprono anche il corpo del 63enne, completamente nudo, riverso a terra con una profonda ferita alla testa. È incosciente ma respira ancora. L'uomo viene subito caricato sull'eliambulanza per il ricovero in terapia intensiva al Cafoncello di Treviso. La terza persona che viene soccorsa dai sanitari è la mamma del giovane, sopraffatta dal dolore per il desolante spettacolo. Per tutta la mattinata i militari del capitano Gabriele Favero hanno setacciato l'appartamento in cerca di indizi che diano una spiegazione dell'accaduto. Diverse le ipotesi sul campo che vanno dalla lite ad un gioco sessuale troppo spinto, anche se al momento non è stata ancora formulata alcuna ipotesi di reato. Questi dunque i fatti, ora sentiamo i commenti dei vicini, del sindaco, partendo dalla proprietaria dell'appartamento che il 63enne aveva venduto da poco. Questo è il giudizio sulla persona. Com'è sta persona? Secondo me è pazza. Questo è il giudizio sul 63enne espresso dalla signora che gli ha acquistato l'appartamento del Giallo di Cornuda. Me lo doveva lasciare libero dal 1° aprile e invece niente, non ne voleva sapere perché tra l'altro ha avuto una malattia e quindi mi diceva che finché non stava bene non andava via. Un immobile di pregio su 2 piani, segno di un certo benessere, probabilmente maturato soprattutto durante gli anni di lavoro all'estero, la cui ultima tappa è stata la Bulgaria. Nessuno qui tra i vicini vuol parlare di quell'uomo che pare non abbia legato con nessuno. Di lui però tutti sottolineano. Ho sempre sentito chiacchiere, era un uomo misterioso. Misterioso? Sì, perché non si sapeva niente. Lui è una persona sola, da quello che so io
era solo, però c'erano ragazzi che gli davano una mano. Ma com'era sto vicino? Un po'. Alla sera si sentiva molto spesso che parlavo con qualcuno molto forte, però ovviamente non so se con qualcuno all'interno dell'appartamento o al telefono, questo non glielo so dire. Poi c'è chi a telecamera abbassata parla di veri e propri show a torso nudo dalla finestra della mansarda, così come di un certo andirivieni di giovani non del posto. Nessuno però sa spiegarsi della benzina, mentre quando accenniamo al giovane legato ai soccorsi che si sono trovati di scena i due protagonisti nudi, le sottolineature sono tutte a sfondo sessuale. Del resto gli investigatori dei Carabinieri per tutta la mattinata pare abbiano cercato tracce organiche, ma anche di un possibile utilizzo di stupefacenti. Fa pensare che un giovane, per quanto sconvolto, apra la porta ai soccorritori completamente nudo, dopo aver scritto alla mamma di essere stato legato e cosparso di benzina da quell'uomo che i Carabinieri trovano invece a terra in una pozza di sangue, incosciente e senza vestiti. Fino ad oggi una persona degna di fiducia per la famiglia del ventenne. Ma cosa le hanno detto? Ma no, mi hanno detto che conoscevano la persona, no, non di più, guardi, sono stato proprio pochi minuti. Ma parlano di un SMS che il ragazzo avrebbe... Sì, ho sentito anch'io questa cosa delle SMS, però, e l'ho letta, ecco, quindi mi pare che è stata confermata. Si cerca di capire se ci sia stata una colluttazione, se l'uomo sia caduto battendo violentemente la testa, oppure sia stato colpito da qualche oggetto e soprattutto come mai i due protagonisti fossero completamente nudi e cosparsi di liquido infiammabile come il resto dell'appartamento. Tutti interrogativi che il ventenne dovrà chiarire al più presto ai Carabinieri, considerando che il 63enne è in stato di incoscienza nella terapia intensiva dell'ospedale di Treviso. Ed ora passiamo invece al bollettino regionale della sera. Sono 7 i casi in più rispetto a questa mattina, 4 sono a Treviso, 1 a Venezia, 1 a Verona ed 1 a Belluno. Per quanto riguarda quindi i casi positivi, attualmente nel Veneto sono 397, 1224 invece le persone in isolamento domiciliare, quindi un numero maggiore rispetto a quello di ieri e di questa mattina. Per quanto riguarda invece i ricoveri sono 140 le persone ricoverate in ospedale, 9 si trovano in terapia intensiva e fortunatamente non c'è nessun decesso rispetto a questa mattina. E continuiamo a parlare di coronavirus nella Marca. Cresce il numero dei contagiati dalle 2 persone kosovare positive al Covid. La donna era appena rientrata in Italia su un pulmino assieme ad una quindicina di badanti, 3 sono state identificate e si cercano ora le altre che hanno proseguito il viaggio verso altre regioni. Nuovi casi di positività al Covid-19 nella Marca. Cresce la preoccupazione dopo l'esito dei tamponi sui contatti delle 2 persone di origine kosovara risultati positivi nei giorni scorsi. Contagiati dopo la nuora anche la moglie di 2 nipoti dell'uomo, del quale si era scoperta la positività in occasione del ricovero per un serio problema al cuore. I 4, tutti asintomatici, restano in quarantena a domicilio. L'unico componente negativo del nucleo familiare è il figlio. Per quanto riguarda invece la badante rientrata in Italia contagiata dal coronavirus, sono risultati negativi la figlia ed il marito, positiva invece la cognata rientrata in Italia assieme a lei su un pulmino nel quale hanno viaggiato una quindicina di altre donne, tutte impiegate come badanti e colf. 3 di loro sono scese a Treviso e grazie ad un certosino lavoro del servizio igiene e sanità pubblica dell'ULSS 2 sono state individuate, sottoposte a tampone e messe in quarantena. Le altre donne però hanno proseguito per altre regioni. Il nostro servizio igiene pubblica sta cercando di contattare gli altri servizi di igiene pubblica perché poi il pulmino è uscito dalla provincia di Treviso ed è andato verso altre destinazioni. Per cui in collaborazione con i colleghi della regione, il SISP della regione, stiamo ovviamente tentando di beccare anche le altre signore al fine di risalire a tutti i contatti. E quindi questa situazione che è una situazione difficile perché sono tutte persone che vengono ovviamente dall'area balcanica, che sono purtroppo in una zona a rischio altamente contagiosa. Di qui l'appello del direttore generale dell'ULSS 2 di sottoporsi a tampone per tutti coloro, badanti in primis, che hanno fatto recentemente viaggi nei paesi dell'est. Un appello anche proprio con le mani sul cuore, nel senso che anche se avete
delle badanti che devono ancora regolarizzarsi, che poi immagino verranno regolarizzate. Per cortesia, al fine di evitare di contagiare il vostro caro, il vostro papà o la vostra mamma, o contagiare i vostri familiari che vanno a trattare il papà, la mamma e la badante, segnalateci queste badanti. Ricordo a tutti che il tampone, essendo in igiene pubblica, è gratuito. Se la badante non si sente di venire alla Madonnina, noi abbiamo una task force, possiamo andare tranquillamente a domicilio della badante, così facciamo anche il tampone alla signora, ma cerchiamo veramente di circoscrivere e di evitare che ci possa essere una propagazione del virus. E sulla questione delle badanti, che un ruolo tanto importante svolgono nell'assistenza domiciliare agli anziani, abbiamo sentito Paolino Barbiero dello SPCGIL di Treviso. L'anziano assistito a casa è una delle prospettive su cui la Regione ha lavorato da tempo ed è giusto riconoscere che la badante è un operatore sociosanitario che va formata, che va regolarizzata, cosa che stiamo facendo proprio con le norme che ha introdotto il governo nei vari decreti di questi ultimi mesi, e quindi sta emergendo con chiarezza che in Veneto ci sono più di 50.000 anziani che sono assistiti da oltre 50.000 badanti. Allora, sono molto di più di quelli che sono in casa di riposo. Siccome sono persone fragili, sono persone che hanno anche difficoltà a seguire tutte le procedure burocratiche, noi chiaramente possiamo sostenerli per dare l'informazione, per dire che se hanno preoccupazioni le devono segnalare all'ULSS, ma ci deve essere una regia da parte della Regione che poi declini alle ULSS tutta l'attività di controllo al territorio, anche attraverso i comuni. Noi da tempo sosteniamo che si faccia un registro delle badanti, che si guardi le capacità professionali che hanno, che si veda come mettere in piedi percorsi di formazione per far acquisire quella professionalità che manca, perché stiamo parlando di persone che hanno costruito la ricchezza di questo paese e queste persone vanno rispettate fino in fondo. Senta, quindi il primo passo però sarebbe quello di fare il tampone a tutte le persone che fanno le badanti. Certo, regolari e non. E crescono i casi di positività anche nella provincia di Padova, un caso che riguarda Padova ma coinvolge anche Treviso. Il più eclatante è quello di un matrimonio a Cittadella tra due sposi congolesi. Il papà della sposa è risultato positivo, in isolamento circa un centinaio di invitati, molti dei quali sono proprio trevigiani. Crescono i numeri delle persone in isolamento domiciliare dei casi positivi in provincia di Padova. Sono 95 le persone costrette a rimanere a casa, il dato peggiore dopo settimane, visto che in tutta la provincia il numero di positivi era sceso a 30 e in pochi giorni invece è salito a 66. L'allarme è scattato dopo un matrimonio a Cittadella, celebrato lo scorso 27 giugno. Il padre della sposa, subito dopo la giornata di festa, ha accusato febbre e i sintomi tipici del Covid ed è stato ricoverato. Tampone positivo. La coppia di sposi di origine congolese ha dovuto avvisare tutti gli invitati alla cerimonia, che tra le altre cose arrivavano non solo da Padova ma anche dal Trevigiano e da altre 4 regioni d'Italia, Friuli, Lombardia, Piemonte e Lazio, e pure dalla Francia. Tutti i 91 invitati al ricevimento sono stati contattati dalle varie ULSS di riferimento e sottoposti a tamponi. Si tratta di cittadini italiani e di persone originarie del Congo. Un amico della sposa, residente nel Padovano, è risultato positivo al tampone. Per quanto riguarda gli ospiti trevigiani presenti al banchetto di nozze, i tamponi fatti su 16 invitati, tutti congolesi, sono risultati negativi. Oltre al caso del matrimonio, questi sono i comuni che registrano contagi nel Padovano: Borgo Veneto, Cadoneghe, Candiana, Casalserugo, Codevigo, Noventa Padovana, Rubano, Selvazzano e Tribano. Dal comune capoluogo Padova l'appello del sindaco Giordani, che nella giornata di giovedì ha incontrato i direttori generali dell'azienda ospedaliera dell'USL 6. Ora siamo in una fase delicata in cui sono possibili focolai e casi isolati che vanno tempestivamente aggrediti e circoscritti, sottolinea il primo cittadino in una nota ufficiale di Palazzo Moroni. La collaborazione di tutte le istituzioni è decisiva per consolidare i risultati raggiunti in termini di contenimento del virus. La situazione è sotto controllo, ma senza la responsabilità di tutti rischiamo passi indietro che non ci possiamo permettere, chiude Giordani.
Questa mattina a Venezia per le prove generali del Mose il Premier Conte ha anticipato la volontà di prorogare lo stato di emergenza per il coronavirus oltre il 31 luglio, ma soprattutto ha rivolto un vero e proprio ultimatum alla società autostrade del gruppo Benetton. Prossimo invece il cantiere per la TAV Veneta. Sentiamo. O arriva una proposta a cui non sapremo dire di no, perché addirittura è una proposta che ci permette di realizzare, date le condizioni attuali, nel miglior modo più efficace l'interesse pubblico, oppure si chiama procedimento di revoca, significa che alla fine terminerà con una... Ottimo. L'ultimatum arriva al termine delle prove generali del Mose, destinataria ancora una volta Autostrade per l'Italia, la società del gruppo Benetton. L'esecutivo, sembra di capire, sta giocando al rialzo, i toni scelti dal Premier lo confermano, la revoca non ci sarà solo a precise condizioni. Ma non potremo dire di no perché? Perché evidentemente sarà una proposta particolarmente vantaggiosa per la parte pubblica, perché noi ci occupiamo di tutelare gli interessi di tutti i cittadini italiani, alla manutenzione, alla sicurezza delle infrastrutture, agli investimenti e all'equilibrio economico-finanziario delle concessioni. Non possiamo più regalare soldi a nessuno, men che meno ai privati. Che siano giorni, anzi ore cruciali, lo conferma il ministro De Micheli, finita nella bufera nei giorni scorsi, attaccata anche dagli alleati 5 Stelle. Diciamo che abbiamo ancora poche ore per attendere questa risposta e quindi non sono in grado di darle una risposta. Credo che ASPI sia nelle condizioni di capire e di sapere, dopo un lungo percorso che ha attraversato questi mesi, che cosa è quell'interesse pubblico che ha indicato prima il Presidente del Consiglio. E dalla De Micheli arriva anche una notizia sul fronte della TAV Veneta, la Verona-Vicenza-Padova. Attendo questa firma, che è l'ultimo pezzo dell'autorizzazione, poi apriamo il cantiere. Sì. Comunque prima della pausa di Ferragosto apriamo il cantiere. Grazie. Ed ora la cronaca, grave incidente questa mattina a San Paolo di Piave, una donna di 70 anni è stata investita mentre stava attraversando la strada, sembra sulle strisce pedonali. L'anziana residente a Cimbadolmo è stata urtata da un giovane che guidava un furgoncino subito soccorso dagli uomini del SUEM 118. Prima è stata trasportata all'ospedale di Oderzo, poi trasferita al Cafoncello dove si trova ricoverata nel reparto di rianimazione. Sul posto per la dinamica del sinistro la polizia locale del comando della sinistra Piave. E traffico intenso, lo vedete adesso dalle immagini, e disagi per gli automobilisti in transito fino al tardo pomeriggio di oggi lungo la Feltrina nel tratto tra Biadene e Vidore, un bilico come si vede in queste immagini. Nella tarda mattinata di oggi, forse per un cedimento strutturale o per un errore di manovra del conducente sulla rotatoria di Crocetta, ha perso gran parte del carico di rotoloni di Cata. L'incidente, per fortuna senza feriti, ha però prima causato il blocco del traffico in tutta la zona con la formazione di lunghe code, poi parzialmente rientrate grazie alla deviazione del traffico gestite dalla polizia locale e dalla protezione civile. Sul posto 2 mezzi dei vigili del fuoco oltre all'autogru per il recupero del mezzo. L'intervento si è poi protratto fino al tardo pomeriggio, quando il traffico in zona è tornato alla normalità. Mascherine vendute a caro prezzo, è proprio il caso di dirlo, immediati controlli della polizia locale. Vediamo che cosa è accaduto. Sono numerose le segnalazioni arrivate alla polizia locale da parte dei cittadini. Mascherine in cotone dal costo, secondo gli acquirenti, un po' troppo salato. Così sono scattati gli accertamenti. Immediatamente si è attivato il nucleo controlla prezzi e le sorprese non sono mancate. Gli agenti in borghese sono entrati nel negozio di una rinomata catena commerciale. Ed effettivamente abbiamo trovato una mascherina di cotone, eccola qui, la vediamo, una semplice mascherina di cotone venduta a 9,50 € quando il prezzo di acquisto della società era di 4,57 €, quindi un rincaro di oltre il 100%. Non mettiamo in dubbio la qualità della mascherina, tiene a precisare il comandante della polizia locale, ma abbiamo verificato l'effettivo rincaro del prezzo. Naturalmente la mascherina l'abbiamo acquisita, l'abbiamo anche comprata, quindi abbiamo la prova dell'acquisto per 9,50 € e adesso segnaleremo questa situazione all'autorità garante per la concorrenza in modo tale che possa fare ulteriori accertamenti direttamente con la ditta. Dalla ditta, continua Gallo, abbiamo ricevuto subito tutta la documentazione relativa alle certificazioni, in quanto si tratta di un presidio chirurgico lavabile per 100 volte,
oltre ad un riscontro sul prezzo originale di acquisto dal grossista, visto che la ditta aveva comprato uno stock di 20.700 mascherine. Intanto il nucleo controllo prezzi continua gli accertamenti anche nei supermercati. Diciamo che fino ad oggi non abbiamo registrato particolari situazioni di criticità come quella che invece abbiamo rilevato in questi giorni. Continueremo a fare i controlli e la prossima settimana daremo le risultanze. Abbiamo creato un piccolo paniere delle merci più vendute, dal riso, dalla pasta, il tonno, in modo tale che possiamo monitorare in questi 15-20 supermercati di Treviso se ci sono differenze di prezzi dello stesso prodotto. Nessuna grossa irregolarità fino ad ora, precisa Gallo, ed aggiunge: l'attenzione che prestiamo in questo periodo sull'aumento dei prezzi è massima ed ogni segnalazione degli utenti è preziosa per noi per evitare speculazioni. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, continuiamo con la cronaca. Denunciata in stato di libertà dai carabinieri di Pieve di Soligo per il reato di furto e porto d'armi o d'oggetti atti ad offendere un'operaia di 48 anni incensurata residente ad Albignasio in provincia di Padova. La donna veniva sorpresa dal personale addetto del negozio Tigotà mentre occultava all'interno della propria borsa alcuni prodotti cosmetici dopo averne rimosso il dispositivo antitaccheggio. Il successivo intervento dei carabinieri permetteva di trovare all'interno della borsa anche un coltello a serramanico con lama di 11 cm del quale la donna non era in grado di fornire valida giustificazione. Al termine degli accertamenti la merce è stata restituita al negozio, il coltello è stato invece posto sotto sequestro e la donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Treviso. Capitolo sicurezza, finito il lockdown, sono tornati i furti. Ieri sera doppio furto a Mogliano dove in mattinata sono entrati in azione anche dei finti addetti al servizio idrico. Facciamo il punto di questa difficile giornata. È più il fatto di sentirsi in qualche modo violentati, no? Perché sei a casa tua, pensi di essere tranquillo e invece così non è. Ecco quello che resta dopo che i ladri hanno visitato questa bifamiliare in centro a Mogliano in via Montecivetta, prima entrando in un lato poi nell'altro, sempre con le stesse modalità attraverso la finestra aperta sul retro. Io avevo aperto per far passare aria con le zanzariere chiuse, però loro sono piuttosto scaltri, hanno aperto la zanzariera senza romperla. L'hanno tirata su senza far rumore perché noi eravamo in casa, non abbiamo sentito niente e sono passati tranquilli. Proprietari in casa quindi in entrambe le abitazioni, dettaglio non da poco, questo in una zona residenziale tra le 23 e le 23:30. Ho capito che in camera era successo qualcosa e effettivamente perché io salgo al buio, ormai la casa la conosco piuttosto bene, no? E ho sentito qualcosa sul letto e a quel punto ho acceso la luce e ho visto che qualcuno era entrato. Da qui il solito copione con cassetti aperti, disordine, colpo tecnicamente riuscito ma magro il bottino, poco più di una spilla. Ma nel venerdì di Mogliano non è l'unico caso. In mattinata dei finti addetti al servizio idrico si erano presentati in una casa di via Foscolo dal proprietario 75enne. Aiutandosi con una bomboletta spray dal contenuto maleodorante hanno finto un guasto alla rete fognaria. Nello scompiglio hanno trafugato dei monili e 200 euro in contanti, indagano i carabinieri. Giornata di furti, quindi il lockdown, questa la prova, è davvero finito e torna la preoccupazione. C'è sempre, è logico, cioè quando adesso uno si muove, va di sopra qua e là, pensa ma che ci sia stato qualcosa di diverso, cioè che sia successo qualcosa, cioè, è logico, ti viene, no? I carabinieri della stazione di Cison di Valmarino hanno arrestato in flagranza per reato di tentato furto aggravato un cittadino del Senegal di 26 anni, nulla facente, pregiudicato, residente a Cison. Alle 21:40 di giovedì il 26enne ha tentato un furto all'interno del ristorante Mocambo di Follina attraverso l'effrazione della finestra posta sul retro. L'uomo è stato sorpreso dai titolari e si è dato la fuga lungo la strada che porta a Cison. In quel frangente i carabinieri, allertati dalla richiesta di aiuto delle vittime, lo hanno intercettato e fermato. Alla fine è stato portato nel carcere di Santabona. E ci spostiamo a Montebelluna. Contro il degrado nella zona della stazione il sindaco ha adottato una misura estrema togliendo le panchine. Non c'è spazio per i fannulloni, dice. In tanti sono d'accordo ma non mancano voci critiche. È triste vedere che in una città di 32.000 abitanti dove
La stragrande maggioranza delle persone vive rispettando le regole, un gruppetto di fannulloni perde tempo e fa perdere tempo alle istituzioni. Da qui la misura shock che a tanti ha ricordato i gentilini anni 90, via le panchine dall'area tra la stazione e il condominio Guarda, nessuno spazio quindi per i fannulloni a Montebelluna o peggio per chi provoca risse o vive di piccola criminalità. Sono persone che alla sera recano disturbo, si accampano e quindi è stato opportuno, necessario togliere quelle panchine come suggerito anche dalle forze dell'ordine. Le ripristineremo quando questi signori se ne saranno andati. Qualche panchina in meno e qualche telecamera in più, la linea del sindaco. L'area sarà potenziata con la videosorveglianza, abbiamo messo 22 telecamere in stazione e questi signori si sono allontanati dalla stazione. Adesso metteremo delle telecamere anche nell'area del condominio Guarda. E sulle panchine che non ci sono più si apre il dibattito tra favorevoli e contrari, anche se nessuno nega che la zona sia problematica. Circola queste persone che non sono raccomandabili, non è un piacere passare di là, la zona del Bronx. Io ho lavorato diversi anni adiacente alla zona del Parco Manin ed era una zona dove ogni giorno succedeva qualcosa. Io quella zona non la passavo mai di sera a piedi da sola. Non credo che togliendo le panchine si risolva il problema. Beh, doveva prendere dei provvedimenti, secondo me sì. Poi la panchina si siedono anche a terra alla fine. Questo discorso mi fa arrabbiare come progettista, perché se vediamo gli esempi in Europa è la città dell'accoglienza quella che vince in questo momento. Secondo me può essere che ha fatto un bene, però anche c'è un male, perché c'è gente che ha bisogno anche di stare seduto. Secondo me ha fatto bene a toglierle, perché le persone devono anche avere un rispetto e capire, casomai ci penserà in un futuro. Quando passano avanti e indietro ho paura che venga aggredita o che venga comunque disturbata. La stazione è sempre stata un po', e che adesso venga anche un po' di più è stato bene, fatto bravo, numero 1. Ed ora vediamo invece come sarà il tempo in questo fine settimana con il generale Iannicelli. Ancora siamo interessati da un campo di pressioni livellate, alte pressioni. Cosa vuol dire? Che i valori sono tutti uguali, quindi la forza di questo anticiclone è sufficiente a proteggerci dal grosso dei sistemi perturbati, però non è così forte da respingere eventuali infiltrazioni di aria instabile. Quello che è successo e quello che potrà succedere in modo sempre più attenuato. Quindi si prospetta un fine settimana all'insegna del tempo stabile, ma un tempo stabile che ci accompagnerà per per tutta la prossima settimana, quindi siamo nel periodo tipico del solleone. Più in dettaglio, domani cielo in prevalenza sereno, nel pomeriggio ecco una piccola infiltrazione che potrebbe portare a un aumento della copertura del cielo per nubi, qualche fenomeno di stabilità sulle zone sui rilievi e a ridosso dei rilievi, nulla più. Per domenica invece cielo in prevalenza è sereno un po' tutto il giorno, ma ripeto, un sereno che si prolungherà. Le temperature si mantengono per domani ancora intorno alle massime oltre i 30 gradi, poi l'infiltrazione di domani pomeriggio abbasserà le temperature e nei prossimi giorni si manterranno al di sotto dei 30 gradi, intorno ai 30 gradi, quindi non così alte considerato il periodo. I venti sono deboli, di direzione variabile, quasi calmi, e c'è questa brezza naturalmente buona lungo le coste, e il mare è previsto praticamente calmo. È tutto. Ed ora siamo alla pagina da Belluno e provincia. La pagina dell'informazione della provincia di Belluno si apre con l'aggiornamento dell'incessante lavoro di analisi su molti tamponi eseguiti dall'ULSS Dolomiti, che nelle ultime 24 ore ha evidenziato 2 nuove positività in soggetti già isolati e sottoposti a sorveglianza. Si tratta di un caso connesso alla signora ultra ottantenne residente nel Feltrino, raggiunta una settimana fa da una badante moldava positiva al Covid. L'altra positività emersa nella tarda serata di ieri è riferita ad un caso collegato all'anziana kosovara ricoverata da alcuni giorni nel reparto di malattie infettive del San Martino. Gli altri 8 contatti familiari della paziente clinicamente stabile sono risultati invece negativi. Entrambe le persone interessate dalla nuova positività sono sostanzialmente asintomatiche. Nella tarda mattinata di oggi
Oggi è giunta all'attenzione del Dipartimento di Prevenzione una positività Covid a carico di una dipendente di una casa di riposo del Trentino, ma residente nel Feltrino. Il tampone è stato eseguito a Trento nell'ambito dello screening lavorativo. La persona è stata isolati e sottoposti a tamponi, 14 contatti stretti individuati dall'indagine epidemiologica. Ed è morto Giovanni Bortotti, ex parlamentare del PC e ex sindaco di Ponte nelle Alpi. Bortotti si è spento ieri sera all'età di 91 anni nella sua Ponte nelle Alpi. Al suo fianco la moglie Beppina e la figlia Tiziana. La notizia della sua scomparsa ha dolorato profondamente i bellunesi. L'intera comunità gli è debitrice per le sue battaglie civili, sociali e per lo straordinario contributo all'identità del territorio e alla dignità delle persone, scrive la segretaria provinciale del PD Monica Lotto, e al suo pensiero si unisce il cordoglio di tutta la provincia. Giovanni Bortotti lavorò tra l'altro all'elaborazione di leggi che favorirono gli insegnamenti produttivi e la ricostruzione dopo il disastro del Vajont e l'alluvione del 1966. La Camera Ardente e il rito funebre civile si terranno martedì prossimo dalle 15 alle 18 nella sala della Casa Rossa a Ponte nelle Alpi. Ed ora parliamo del volo notturno dell'elicottero del SUEM che continua a restare un miraggio, annunciato per l'estate 2020, rinviato al 2021. Oggi un ricorso al TAR presentato da una società esclusa dalla gara per la gestione dell'elisoccorso nel Bellunese rischia di tenere ancora fermo il servizio. Non ce lo possiamo permettere, tuona il consigliere Fabio Bristot. Sono passati oltre 20 anni, le altre regioni sono andate avanti, ahimè la nostra, che pur a parametri di eccellenza assolutamente significativi nell'elisoccorso, paga il pegno di essere una Cenerentola. I primi nel 1998 a sperimentare fra le Dolomiti il volo notturno, gli ultimi oggi nel contesto dello scacchiere nord italiano a poter garantire un servizio che con l'elisoccorso diurno è salvavita in un territorio come quello della provincia di Belluno. Dobbiamo uscire da questa impasse, dice il consigliere Fabio Bristot, che è memoria storica delle tappe legate alla nascita di questo importante servizio. Posto che dalle parti alte della nostra provincia per arrivare ai reparti di eccellenza come la neurochirurgia, che di fatto bisogna andare a Treviso, i tempi di percorrenza sono significativamente elevati, superiori alle 2 ore in assenza di neve e traffico. Una condizione che non può essere permessa nella nostra provincia, che deve garantire ai propri cittadini gli stessi parametri, gli stessi diritti di qualsiasi altro abitante della pianura veneta. Le responsabilità di questo immobilismo? Io credo debba muoversi essenzialmente la Regione Veneto e ovviamente le nostre USL e la nostra USL, ma credo debba muoversi anche il territorio, la comunità, rappresentati dai sindaci, perché evidentemente non conoscono questa situazione che io credo possa essere in qualche modo assimilata a un pericolo, perché è un'assenza di un servizio salvavita. È di questi giorni l'ennesimo stop all'avvio del volo notturno annunciato per l'estate 2020, rinviato al 2021. Oggi un ricorso presentato da Eli Friula al TAR per la gara che lo scorso dicembre ha assegnato il servizio alla Babcock ex INAER rischia davvero di far diventare il volo notturno un miraggio. Di volo notturno ormai parliamo da decenni e deve essere assolutamente praticato, non tanto e solo per le questioni legate a significativi eventi sportivi di carattere internazionale, mi riferisco ovviamente ai mondiali e alle Olimpiadi future, ma è un bisogno della collettività, è un bisogno delle comunità della montagna, dell'utenza turistica già ora. Controlli in quota da parte dei carabinieri del soccorso alpino dell'elinucleo di Belluno per la verifica dei cantieri sulle tofane, dei bivacchi e della presenza di alpinisti in cordata sulle pareti delle cime dolomitiche. Un occhio in più nel segno della sicurezza. Questa è la sintesi dell'attività che si è svolta ieri e che ha consentito ai militari di operare in meno di un'ora contro una media stimata in 4-5 giornate di lavoro con veicoli ruotati. I carabinieri hanno controllato le condizioni dei bivacchi utili agli alpinisti che vi possono pernottare. Si sono accertati che sulle pareti non vi fossero cordate in difficoltà. Il sorvolo delle zone di maggiore richiamo turistico ha consentito di appurare che al momento la montagna bellunese è lontana dal periodo di massima affluenza degli escursionisti.
Addio alla strettoia di San Pellegrino fra via Montegrappa e Visome a Belluno. Sono bastati 2 colpi di una pala specializzata per far sbriciolare letteralmente il rustico pericolante di proprietà della famiglia Buzzati, che ha costretto alla lunga chiusura di un tratto della provinciale 1, il via ai lavori, nel pomeriggio di oggi. Ecco il nuovo skyline della strettoia in località San Pellegrino tra via Montegrappa e la frazione di Visome a Belluno. L'antico rustico del Settecento, da sempre fonte di preoccupazione per lo stato di abbandono in cui versava, si è sbriciolato sotto i colpi assestati dalla pala della Dolomiti Strade, l'impresa assegnataria dei lavori che secondo il progetto si sarebbero dovuti limitare all'abbattimento di un muro pericolante e alla messa in sicurezza della parte restante dell'immobile. Il rustico che delimitava la provinciale si è invece accasciato come un castello di sabbia, segno tangibile del rischio corso in questi anni da ignari ciclisti e automobilisti. Il cantiere è stato avviato nel primo pomeriggio. L'assessore Biagio Giannone pochi minuti prima del via libera ai lavori. La Palazzina soffre veramente sta sventagliando e siamo molto preoccupati. Infatti io oggi sono qui molto più che altro per la sicurezza, perché ho messo le transenne perché molti ciclisti stanno passando e sono molto preoccupato per questo motivo. Il 20 giugno scorso il crollo di una porzione dell'immobile di proprietà degli eredi di Dino Buzzati aveva costretto alla chiusura immediata della provinciale. Serrati i contatti con la proprietà, che ha affidato a un progettista veneziano il compito di avviare i lavori di messa in sicurezza del rustico tutelato dalla soprintendenza. Ma le speranze di poter eseguire i lavori secondo il piano preordinato sono andate in frantumi e ora potrà finalmente partire il progetto di allargamento di quel tratto di strada che da sempre è stato un punto nero della viabilità comunale. Abbiamo attivato tutti i canali possibili e immaginabili per riaprire, perché le aziende stanno soffrendo. Io ho fatto un passaggio da loro, gli sono vicino, però quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Da Treviso è davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo e vi ricordo fra qualche minuto anche la nostra diretta. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Bentrovati al meteo. Triveneto verso un weekend in parte instabile con qualche break temporalesco. Il dettaglio di sabato 11 luglio. Sul Veneto pressione in calo, sarà dunque una giornata caratterizzata da una spiccata variabilità. Al mattino avremo acquazzoni sui monti, più sole invece altrove. Dal pomeriggio fenomeni in estensione anche al resto della nostra regione, alternati a spazi di asciutto e a temporanei rasserenamenti. Temperature minime fino a 19 gradi, valori massimi compresi invece tra i 24 e i 33 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con inizialmente piogge solamente in montagna, ma col passare delle ore avremo precipitazioni anche altrove, alternate a parentesi più soleggiate. Temperature minime tra i 16 e i 18 gradi, massime sui 29-31 all'incirca. Infine poche novità anche sul Trentino Alto Adige, fenomeni temporaleschi diffusi, non mancheranno comunque locali spazi di sereno. Temperature minime sui 15-16 gradi, massime sui 24-25. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.